Decine e decine di persone hanno sfidato la pioggia per manifestare il proprio dissenso rispetto alle decisioni regionali che comportano una forte penalizzazione per l'ospedale di Campo San Piero, presidio storico per quello che riguarda l'Alta Padovana. Una preoccupazione diffusa che mette assieme cittadini, amministratori e sanitari. Per esempio in un ospedale ortopedico tolgono la chirurgia della mano, ma insomma la chirurgia della mano in un posto dove c'è un'industria metalmeccanica diffusa, che ogni giorno arriva uno con dita tagliato, l'ortopedia, la chirurgia del trauma e la chirurgia della mano non sono imprescindibili, no? Cioè, devono esserci, no? 150 casi di tumori della mammella, non c'è l'attività della senologia, non c'è più. Non credo che in altri ospedali possano assorbire 150 casi di tumore della mammella così come sono, quindi continueranno a essere qua. E ve lo dico per assicurarvi, però non è scritto da nessuna parte. L'oncologia non è scritta da nessuna parte, non c'è più l'oncologia qua, non esiste. Il centro trasfusionale verrà privato della terapia immunotrasfusionale. Sapete che la Regione nel 2013 ha deciso di specializzare questo ospedale, ha deciso che questo ospedale doveva diventare un centro traumatologico ortopedico. Sappiamo che questa cosa è in evoluzione, ma noi non vogliamo che da questo ospedale spariscano tutte le altre realtà che ci sono, che sono a servizio vostro, a servizio del territorio, di tutti i nostri comuni, a servizio dei cittadini. E quindi ci siamo preoccupati quando abbiamo visto che nelle schede non erano più indicate alcune attività fondamentali. Psichiatria, non è pensabile che non ci siano più qui dei posti letto, perché è un servizio che deve rimanere vicino al territorio, vicino alle famiglie che vivono questi problemi così delicati. La dialisi, bisogna scriverla, perché le cose non dette, non scritte, non ci fidiamo. Dove devono andare i nostri dializzati? Qui devono continuare a venire. Oppure la chirurgia, hanno tagliato troppi posti letto. È vero che oggi, come ci ripetono sempre, ed è vero, la medicina ha fatto dei cambiamenti per cui si rimane ricoverati molto meno, per quello c'è il day hospital, la week surgery, cioè si rimane qui dal lunedì al venerdì. Ma 10 posti letto di week surgery nelle nuove schede sono assolutamente insufficienti. Vogliamo sapere dalla Regione se è in corso una depredazione da questo ospedale o una pianificazione e ridistribuzione sul territorio dei servizi. Se questo deve essere, però, ce lo vengono a dire. Insieme dobbiamo dare una risposta a tutti i nostri cittadini del nostro territorio, un territorio fantastico, della gente bellissima, però ci sono delle difficoltà. Noi la faccia ce la mettiamo, manca qualcuno perché è impegnato, però come se fossimo tutti sopra questo palco. Perché per noi la cosa giusta è proseguire e mantenere nel nostro territorio questo presidio ospedaliero che è fondamentale per tutta la nostra gente.